Freddo. Io sono ovviamente lusingato, vi ringrazio tutti quanti gli organizzatori di questa 12ª edizione del premio di poesia dedicata a Pietro Gennone. Voglio ringraziare soprattutto chi è l'anima, il promotore, Vincenzo Luciani, senza il quale ovviamente è lui che avrà il nostro applauso dell'amministrazione intera, dei cittadini, perché è l'autentico promotore di questo premio che ormai ha carattere nazionale. Un bilancio però dopo 12 anni va anche fatto, perché essere conosciuti Schitella in ambito nazionale, oltre che regionale e provinciale, è una grande soddisfazione. È una grande soddisfazione perché significa che il potere della parola, la promozione della poesia dialettale, significa che grazie a questa persona, a queste persone, ai giurati, a coloro che hanno la capacità di comporre, in un momento in cui è più facile parlare su Facebook, in un momento in cui è più facile parlare su Twitter o su WhatsApp, in cui praticamente è l'uomo che si è avvicinato più alla robotica attraverso delle parole quasi sillabiche o degli acronimi, deve far pensare invece che abbiamo bisogno della buona parola, del bel pensiero, della composizione che è frutto dell'animo per far conoscere ancora una volta questa terra, questa cultura e le nostre tradizioni di Schitella. L'altro fattore che invece bisogna trarre dai spunti dopo 12 anni è che la collaborazione, le sinergie profonde che possono esistere, devono esistere tra soggetti privati e gli enti, e qui ovviamente va il ringraziamento anche al consigliere regionale neoeletto piemontese che è qui tra noi. È un spunto per dire che noi abbiamo bisogno di far decollare questo territorio, che non ha bisogno certamente di trivelle, ma ha bisogno invece tanto di tutela dell'ambiente, tutela della cultura, tutela delle tradizioni, tutela del nostro territorio. Quindi il mio profondo grazie, voglio essere breve e semplicemente passare la parola